Sono stato molto lieto di partecipare per portare l'esperienza di questa rete quantistica del Veneto che stiamo sviluppando assieme alla Regione e a CAV, le concessioni autostradali del Veneto, e che sostanzialmente vuole essere concreta nel portare qualcosa che è partito dal mondo della ricerca, è passato per delle dimostrazioni, ora ha delle realtà industriali e che sono presenti anche nel Veneto e che quindi possono collaborare fattivamente per fornire degli strumenti come lo scambio di chiavi crittografiche e la generazione di numeri casuali genuini, che sono dei fattori chiave nel contrasto al cybercrime. Quindi in questa comunità che si sta rinforzando, che abbiamo visto essere molto variegata ma allo stesso tempo attenta agli attacchi, attenta alle evoluzioni, e contiamo di dare il nostro contributo in una direzione appunto fattiva e appunto concreta.